Allora Pasca, c'è cosa ne sto ne pigliano per culo stavolta? Ah, stavolta ne sto ne pigliano per culo per l'iPod. Sì, l'iPod. L'iPod comunque è dell'ultima frontiera della tecnologia, piccia da fa sempre usustico. Ma, ultima frontiera. Io sustico? Mai. Allora? Ma veramente è una bella puttanata, perché comunque noi stiamo tanto a buono con le dische e con le cassette, no? Allora c'è tutta cenanza con la tecnologia, come dici tu, sta inventando anche una cosa che deve essere meglio di prima, no? Allora piccia da inventare una cosa che è peggio di prima. Tutta annata una sera, no? Stavo a casa. Allora che ci ho trovato sto cazzo di registratore da una volta, con la cassetta, con quello mangia cassette dentro. E io ho cercato a pigliare cassette, che io tengo un sacco di cassette, e a città però. Tengo pure una cassetta che mi sotto un lietto una volta che rascai, e registrai quella rascata. Bella. Oltre tempo. E in pratica, capito? Ci metteva una cassetta e di colpo ha sotto una canzone. Ma tu che da quante canzoni se la sento sta canzone? Io me la sentivo quando era piccino sta cazzo di canzone. C'è canzoni? Ed è una canzone delle Traffic si chiama, roba di spacciatore. Si chiamava Empty Pages. La sai, no? No, non ce la conosco. Ma non so, non conosci un cazzo, venanzi con Laura Pausini ero stramazzotti, vaffanculo a nonna te. Vabbè, comunque si sentiva sta cazzo di canzone. E niente, di colpo che ti pizza, poi è bella sta canzone, non mi riesce a scaricato su internet. Aglia, ma che mi sono su internet, che si cade a navigare, ma mi ci ho scaricato. Ma che mi sono sul computer. Hai caricato play. Si sentiva una merda, compa, non ci mi piaceva più la canzone. No, come cazzo si fa? Sopra lo stereo si sente buona, sopra lo computer si sente una pizza, come cazzo? Ed perché comunque sopra un nastro si sentiva proprio, capito, potente una volta, invece sopra l'MP3, alla fine... Porca puttana, ha perso tutte cose la canzone. Non mi dava niente, manco un picco di ritmo, capito, una cosa. Niente proprio. Tipo porca zoccola, stavano pigliata veramente per culo stavolta. E piccia secondo te? Ma fondamentalmente picce tu sei una capo da cazzo. Detto questo, c'è pure qualche altra ragione volendo. Sicuramente te l'ho fatto perché l'MP3, ma non ce lo posso spiegare in maniera più tecnica, ma in maniera che capino, ma umano. Come la cosa, diciamo che l'MP3 ed comunque pesa picche in confronto a un file tipo dello CD, no? Un file dello CD, una canzone di 4 minuti dura 40, pesa 40 mega, invece l'MP3 pesa 4 mega. L'MP3 praticamente leva un sacco di frequenze, no? Che tu manco li sente, ci fa cibato con le orecchie, però alla fine queste cazzo di frequenze l'ha lavato. E tu dici sì, ma tanto si sente buono lo stesso. No, non ci si sente lo stesso buono. È che sono abituato, che ormai la radio mettono l'MP3, alla televisione mettono l'MP3, dappertutto mettono l'MP3, inventano sto cazzo di iPod e qua trovano miso un culo. Vabbè, piccia nasce contro la qualità. E piccevano contro la qualità. Picce è più forte, sapano che siamo coglioni e non stiamo altra spiegazione. Perché comunque... Tu pensa, no? Questo qua hanno inventato una cosa piccina. Allora, prima era il Walkman, era tanto. Poi hanno inventato il lettore CD, hanno visto troppo grosso. Bisogna inventare ancora una cosa più piccina. Così se la scartano pure un culo volendo. Allora, questi qua hanno inventato l'iPod, che è così piccino, però si sentono un sacco di canzoni, si sentono bene, capito? Invece alla fine è solamente un fatto che hanno inventato una cosa piccina tecnologica. Che fra picca non fa una cosa quanto uno stuezzo di digito praticamente. E te la mettere qua te la sento tutte le canzoni. E il cristiano esce contento mentre la strada con lo digito dentro le orecchie. È una cosa stupida, capito? Uno contro la qualità perché non avviene il supporto. È quello che le interessa allora. Però dici che le regolari dell'iPod sono potenti. La regolare. Sono una pizza quella regolare. Qual è la differenza? Che quella di una volta era una regolare e basta. Sta regolare qua con le bianche. Non lo so, mo tecnicamente non ce lo posso spiegare, che tu non capisci un cazzo, tu dici umano umano. Ed è come una specie di impedenza tra l'uvilo che c'è, no? Una specie di amplificatore. Che ti fa sentire la musica più grossa, mica sono le cuffie che sono meglio. E tu senti tutte cose potenti, forti, gruesse, alto volume, tu dici pizza, si sente proprio buono. In realtà hai capito che tu sei un coglione in quel momento. Ma quello è il problema, cioè mo con l'MP3 sentiamo meno frequenze. Quello è il problema.
E che ci eravamo, che ne abituavamo all'MP3, praticamente non c'è... A noi non ne piace più la musica, ne piace solamente portare lo coso bianco, da quei cuffi bianchi in giro, capito? Non c'è... La musica vera è quella a tutte le frequenze possibili. Già lo CD era ristretto. Ma torna alle dischi e alle cassette, c'è cazzo da che dici? E magari ma vedi sto cuglione di Steve Jobs qua, come si chiama Id, trova una soluzione meglio. È difficile continuare a girare con LP portatile, voglio dire, non è una... Che cazzo da fare, sì. Vabbè, comunque, va. Eccomi, ce ne sto ne pigliano per culo stavolta, chiudiamo qua. Tu l'hai cattato l'iPod? Sì, l'altra sera mi ci ho cattato. Bravo, t'ho fottuto, sei un coglione.